Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È in corso l'interrogatorio di garanzia dei 3 arrestati per l'uccisione del 22enne Francesco Favaretto, trucidato da una baby gang a Treviso. Ricostruiamo questa terribile vicenda. Dico solo che Francesco ha ricevuto la corona bianca da 2 angioletti della purezza. Santo ragazzo. E questo è il messaggio che mamma Monica ci affida nell'ora del dolore più cupo, quando verso le 12:30 dall'ULSS 2 confermano il decesso del 22enne che da 10 giorni stava lottando per la vita dopo l'aggressione shock subita in via Castelmenardo. Lo sforzo per salvare Francesco Favaretto, giovane trevigiano residente in via Toscana, è stato corale. Abbiamo cercato in qualche modo di aiutarlo a sopravvivere, però purtroppo la situazione è talmente grave che è stato impossibile, fare in modo che lui comunque ne uscisse. Troppo profonde le lesioni riportate da Francesco quel maledetto giovedì sera, quando è stato accerchiato e aggredito in 2 fasi per qualche grammo di hashish, prima con delle coltellate, poi con una bottiglia. 10 giovanissimi identificati, 6 di questi minorenni, 3 al momento gli arrestati, tra cui un minore di 15 anni. Ora per diversi di loro l'accusa diventa di omicidio, oltre alla rapina. Innanzitutto la vicinanza da parte mia e dell'amministrazione alla famiglia di questo ragazzo. Ora non parliamo più di tentato omicidio, ma parliamo di omicidio, e quindi è giusto fare chiarezza. Ma un conto è l'indagine, un altro il dramma. Marinella è tra le amiche più care di mamma Monica. Gli ho aperto la mia casa proprio perché lei potesse trovare anche del calore perché Monica viveva al freddo, senza acqua, senza gas e senza luce, però era una donna tosta che si è tirata su un figlio da sola. Una vita di sacrifici e rinunce, e poi quel mostro, la droga, che stava pian piano divorando Francesco, in passato cameriere a Treviso e in Alto Adige. Era stato anche in comunità Sant'Angelo Francesco. Non c'era giorno che Monica praticamente non lo facesse ragionare e cercava di farle capire in tutti i modi di cambiare strada. La notizia piomba sul condominio di via Toscana, dove la ragazza abitava come un fulmine. Maria Zorzi è la vicina di casa. E prima chi poteva fare qualcosa avrebbe potuto fare qualcosa per quel ragazzo. E tante volte Francesco piangeva con sua mamma e diceva: io sento un vuoto dentro di me, sento un vuoto, sto male, però non ce la faccio. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, ci collegheremo tra poco con Lucio Zanato per sentire le ultime anche dai legali della famiglia della vittima. Intanto ovviamente viene ricordato questo ragazzo di 22 anni, e tra coloro che l'hanno ricordato il tassista che gli dava spesso dei passaggi. Vediamo. Io ricordo di Francesco perché fino a poco tempo fa facevo il tassista, e mi ricordo che portavo a casa Francesco perché sua mamma, che la conoscevo, mi dava i soldi in anticipo perché portasse a casa il figlio quando smetteva di lavorare. Voleva che il figlio tornasse a casa sano e salvo, lontano dalle cattive compagnie mamma Monica, e per questo si era affidata a un certo punto anche ai taxi, ed è così che Armando Locurio, tassista a Treviso, ha conosciuto Francesco Favaretto, il ragazzo ammazzato dal branco in via Castelmenardo per una questione di droga. Sua madre per lui ha fatto di tutto e di più. Sua madre per lui veramente si è tolto il pane dalla bocca. Ma il figlio ne era cosciente di questo, e quindi lui cercava di essere anche un po' autonomo. Infatti nel periodo in cui ha lavorato lui era felice di lavorare. Mi diceva che gli sarebbe piaciuto un domani anche aprirsi una pizzeria, di fare un lavoro, lavorare per conto suo, ed era contento di lavorare anche da Pino perché mi diceva che stava imparando un lavoro che un domani gli potrebbe essere stato utile. Sogni da ventenne che Francesco condivideva con Armando prima di perdersi definitivamente negli ultimi mesi nella droga. Oggi l'uomo è sconvolto. Io non me l'aspettavo, io ero convintissimo che ce la facesse. Quando ho sentito la notizia mi ha molto rattristato, perché non avrei mai pensato che questa cosa finisse in questo tragico modo.
lui non voleva fare la vita che è andato a fare praticamente. Lui aveva altri sogni, lui voleva condurre una vita normale come tutte le altre persone. Ci torneremo tra poco in diretta con Lucio Zanato per i particolari dell'interrogatorio di garanzia degli arrestati. Adesso però andiamo a Campodoro, perché in provincia di Padova c'è stato un doppio assalto ai bancomat, uno a Campodoro, l'altro a Voe Euganeo. In diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. E infatti vedete alle nostre spalle i carabinieri sono ancora al lavoro insieme ai tecnici per ripristinare la struttura della banca completamente sventrata da un boato fortissimo questa notte, anzi all'alba verso le 5. I banditi sono riusciti, perché qui a Campodoro l'assalto al bancomat è riuscito a distruggere lo sportello bancomat e a scappare con il bottino che è in corso di quantificazione proprio in questi minuti. Esattamente un'ora prima, intorno alle 4, c'era stato un altro assalto ad un bancomat, questa volta a Vo, sempre una filiale Monte dei Paschi di Siena. Il colpo però non è riuscito, i ladri hanno fatto esplodere la bussola, la prima porta è saltata, la seconda invece è rimasta in piedi e quindi sono scappati. In entrambi i casi, sia a Vo che qui a Campodoro, sono stati visti scappare delle persone a bordo di un'auto scura, e su questo si stanno concentrando le indagini dei carabinieri. Qui con me c'è Gianfranco Vezzaro, il sindaco di Campodoro, che insomma ha appena fatto delle verifiche anche per capire la stabilità dell'edificio che ha risentito del boato fortissimo. Sì, infatti questa mattina alle 5:10 praticamente è stato svegliato mezzo paese, un boato fortissimo, e il rischio, appunto, stamattina sono intervenuti chiaramente i carabinieri subito. Il rischio era quello della struttura, perché è stata un'esplosione veramente forte e quindi sono stati chiamati i pompieri hanno fatto delle verifiche, ma pare insomma che non ci siano problemi alla struttura. Adesso è da capire quanto sia il bottino. Questo non lo so che mi pare di aver capito, perché non ho comunque elementi certi, che sono stati portati via 2 cassettoni, penso naturalmente con i soldi, perché in questo periodo credo che anche i bancomat siano, come dire, pieni, visto le imminenti feste natalizie, però il bottino sinceramente non so di quanto si tratti, ecco. Sindaco, resta la questione sicurezza, perché vediamo che insomma ci sono anche tanti furti in abitazione un po' in tutta la provincia, soprattutto magari nei piccoli comuni un po' isolati, e si stanno intensificando. Avete chiesto controlli dei carabinieri in questo periodo? Ma noi abbiamo i carabinieri che sono presenti, i carabinieri di Mestrino che sono presenti sul territorio, e insomma li vediamo spesso, e c'è comunque un rapporto stretto tra l'amministrazione e i carabinieri. Abbiamo anche le telecamere, adesso appunto sarà fatta anche una verifica per quanto riguarda il furto di questa mattina con i targa system, quindi verrà verificato dai carabinieri se alcuni veicoli sono passati sotto i varchi. Per quanto riguarda la sicurezza, fortunatamente noi non abbiamo avuto, diciamo così, grossi problemi in questo periodo, però insomma sappiamo che intorno a noi, nelle zone limitrofe, ci sono stati parecchi furti, quindi insomma siamo preoccupati, però c'è la massima attenzione sia con la polizia locale e appunto i carabinieri che sono presenti quasi sempre nel nostro territorio. Grazie mille a Gianfranco Vezzaro, sindaco di Campodoro. La linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentina, Federico Cibotto per la parte tecnica. Adesso andiamo in diretta a Mestre, perché questa notte ha preso fuoco un'auto, un intero condominio del Latere è stato evacuato. Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. Buongiorno direttore, ci troviamo sul posto del rogo. L'incendio è divampato proprio qui in uno dei garage del seminterrato poco prima delle 21, quando per cause sconosciute un'auto sembra aver preso fuoco. Quindi l'allarme, la paura, lo shock, le fiamme, con subito la chiamata ai vigili del fuoco e alla questura di Venezia,
con l'arrivo tempestivo delle squadre sia dei vigili del fuoco che delle volanti. La zona è andata posta sotto sequestro e ora è da capire dal rapportino dei vigili del fuoco che si dovrebbe avere nella giornata di venerdì prossimo quali le cause. Sembra infatti possano aver ceduto dal soffitto i cavi dell'energia elettrica che potrebbero essere caduti sopra, che dopo essere caduti sopra la macchina potrebbero aver, per questioni al momento sconosciute, dato causa al rogo. Ecco, direttore, vediamo quello che resta di quanto preso dai garage che era andato a fuoco insieme all'auto, cioè lavatrice, tappeti, materassi e altri tipi di suppellettili e altri oggetti che erano stati posti a riposo, diciamo così, nei garage adiacenti all'auto andata alle fiamme. Tutto il condominio è stato fatto evacuare per questioni di sicurezza, si parla di oltre 42 famiglie che sono rientrate nelle loro abitazioni intorno alle 2 del mattino, quindi una notte di vigilia di Natale decisamente movimentata per queste famiglie, nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ora non resta che attendere dal rapporto di vigili del fuoco le ragioni, le cause di questo rogo. E da Mestre è tutto, la linea torna a te, direttore. Grazie Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Fioccano gli appellativi per la donna sospettata di aver ucciso un anziano, forse più di uno, perché è accusata di 4 tentati omicidi. L'avvelenatrice di Breganze, la Circe del 2024, insomma ovviamente in questi casi ci sono anche queste definizioni. Si è saputo che avrebbe tentato, si sospetta che abbia tentato di avvelenare anche l'ex compagno che si era sentito male dopo aver bevuto qualcosa offertogli dalla donna. Sentiamo le ultime novità dalla nostra redazione di Vicenza. Omicidio di un 81enne di Sandrigo e tentato omicidio di 4 persone, tutte nel Vicentino. Sono accuse pesanti quelle rivolte alla badante 46enne di San Pietro Ingù nel Padovano, che, arrestata dai carabinieri, si trova nel carcere di Montorio a Verona. Secondo gli investigatori, dal gennaio del 2022 avrebbe iniziato a lavorare come badante dopo essersi spacciata per operatrice sociosanitaria senza averne titolo. In 2 anni l'indagata avrebbe lavorato in diverse case, soprattutto dell'Est e dell'Alto Vicentino. Avrebbe prestato assistenza a domicilio ad anziani somministrando dei sovradosaggi di farmaci neurodepressori. Adesso gli investigatori potrebbero anche valutare l'esumazione della salma della madre dell'ex compagnon della badante, con l'obiettivo di verificare se nel corpo vi siano tracce di benzodiazepine, per capire se le fossero state somministrate dosi eccessive di psicofarmaci da parte della 46enne. Le indagini, insomma, starebbero puntando a far luce anche su altri eventuali decessi o malori di anziani seguiti dall'indagata, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari. E siamo andati a Sandrigo, dove viveva Imelda Stevan, l'anziana seguita dalla finta badante killer accusata della sua morte e del tentato omicidio, come vi diceva Carlo Alberto Ghilleri, di altre 4 persone. Potrebbe aggravarsi la posizione di Paola Pettinà, la finta badante accusata dell'omicidio dell'81enne di Sandrigo Imelda Stevan e del tentato omicidio di altri 4 anziani che seguiva. A suo carico potrebbero esserci anche altre 3 morti. La donna, infatti, da quanto si è appurato dagli inquirenti, avrebbe ucciso e tentato di uccidere gli anziani che seguiva dando loro massicce dosi di farmaci. Noi siamo stati proprio a Sandrigo per sentire la gente cosa ne pensa di questa terribile vicenda, e il paese è davvero sconvolto. L'importante è che venga fuori la verità. Dopo, per tutto il resto, tutti quanti abbiamo anziani, nonni, mamme, e perciò che possano succedere eventualmente queste cose è scandaloso. Io non riesco a capire perché non si sono accorti prima che non era una signora per bene. Senta, lei conosceva la signora Imelda? Sì. Una brava donna, una donna simpatica, sincera, leale, vedevi quel sorriso, una donna di cara, nostrana, ecco.
Orribile. Guardi, io sono una OS e lavoro in casa di riposo a Sandrigo, guardi. È un lavoro molto pesante, sia fisicamente che psicologicamente, non c'è dubbio su questo. Ciò non toglie che arrivare a uccidere una persona, non so se l'ha fatto intenzionalmente o cosa, non lo so, però l'uccisione di una persona, no, non si può. È una cosa un po' sconvolgente, sinceramente, perché se sappiamo che abbiamo i genitori anziani a casa con certe persone, tra l'altro una signora la conoscevo bene. La signora Stevan? Sì, la conoscevo bene e mi è dispiaciuto tantissimo. È allucinante, è veramente allucinante, non ci sono parole. È una vicenda tremenda, ma se non fanno i corsi per le badanti, arriva comunque gente squalificata. Se non sai un mestiere, non lo sai. Allora, in un mondo in cui la preparazione e le capacità non sono rispettate in quanto tali, non può che succedere questo. Il servizio di Vanessa Banzato. Adesso andiamo sul fronte dei furti che continuano, è un vero e proprio assalto a tutto il nostro territorio, case letteralmente svuotate da predoni dell'est. Vediamo i furti anche nei negozi a Schio e a Piovene Rocchette, vittime delle persone anziane. Individuati dai carabinieri, sono i 2 presunti autori di furti con destrezza compiuti a novembre in alcuni negozi di Piovene Rocchette e di Schio a danno di anziani. Nel giro di poco più di un mese, dunque, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità di 2 stranieri accusati di aver rubato i portafogli contenuti nelle borse delle vittime. In uno dei 3 casi i malviventi avrebbero portato via anche un portafoglio con una tessera bancomat con cui avrebbero poi eseguito dei pagamenti fraudolenti per una cifra di 4.000 euro. Denunciati 2 cileni, un 50enne e una 23enne. E torniamo sul furto messo a segno in un negozio di telefonia di Treviso, in Viale della Repubblica. Oltre 8.000 euro il valore degli smartphone che sono stati rubati. Su questa vetrina qua dove avevo i computer e sull'altra dove ho tutti i telefoni, vi faccio vedere, che hanno praticamente lasciato le scatole vuote, ecco, e hanno ripulito tutto il resto. Una vera e propria razzia, quella messa a segno da una banda di ladri al negozio di telefonia The Voice in Viale della Repubblica a Treviso. Circa 8.000 euro l'ammontare complessivo del bottino, rubati soprattutto smartphone. Secondo il titolare, dai primi rilievi delle forze dell'ordine sembrerebbero degli esperti. Per entrare, infatti, i malviventi si sono calati dalla balaustra sopra la porta d'entrata, da cui poi, arrampicandosi, sarebbero usciti. Della merce da poter presto rivendere, forse per questo i ladri non hanno cercato altro e sono andati a colpo sicuro. Hanno raffatto anche su altri mobili, la cassa, hanno tolto tutte le monetine da 10 centesimi e hanno fatto un po' di casino. Comunque si vede che hanno fatto tutto molto velocemente, anche perché c'era anche altra roba volendo da portare via. Nonostante il danno, quasi tutti i cellulari sarebbero assicurati. Poco da fare per i malviventi perché saranno tutti bloccati. Nel momento in cui io blocco l'email, poi il prodotto diventa inutilizzabile, però magari loro non lo sanno o lo manderanno all'estero, adesso non so. Sicuramente abbiamo questa tecnologia che ci permette di bloccare il telefono. Quindi presto se ne accorgeranno. Sicuramente nel momento in cui magari li piazzeranno o li daranno a qualcuno, il segnale non arriverà mai, quindi almeno quello, dai, qualcosa facciamo. È stata una bella botta, però dai, andiamo avanti. Andiamo in diretta a Treviso da Lucio Zanato perché, come vi dicevamo, è in corso oggi l'interrogatorio di garanzia dei 3 arrestati per l'uccisione del 22enne Francesco Favaretto avvenuto in via Castelmenardo a Treviso. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Si sono all'esterno del carcere di Santa Bona, ci sono dalle 8:30 di questa mattina, quindi ho avuto modo di vedere l'arrivo sia del giudice per le indagini preliminari Carlo Colombo, che ha proceduto all'interrogatorio di garanzia dei 2 in questo momento agli arresti qui appunto all'interno del carcere, ovvero il 19enne Tailou Ade Makpawal di Ponte di Piave e invece anche Angelo Riccardo Ozuna, 18 anni,
invece operaio, il primo invece studente al Giorgi. Ognuno dei due ha voluto raccontare la propria verità, e ovviamente davanti anche ai loro avvocati difensori, ovvero Valentina Pignata appunto per lo studente 19enne e invece Alessandra Recchi invece per l'operaio di 18 anni. Un interrogatorio iniziato intorno alle 9:30, durato fino alle 11:30, quando abbiamo visto uscire appunto il GIP, che non ha rilasciato dichiarazioni, anzi ha cercato in tutte le maniere di uscire dall'inquadratura delle telecamere. Stessa cosa ha fatto l'avvocato Pignata, che non ha rilasciato dichiarazioni. Invece l'avvocato Alessandra Recchi siamo riusciti a bloccarla e dovrebbe essere pronto il contributo con quanto ha detto ai nostri microfoni. Sentiamo insieme l'avvocato e poi linea allo studio, direttore. Niente, allora il ragazzo ha parlato, ha comunque reso la sua versione dei fatti, si sente estraneo alle circostanze, perché anche dai video risulta che lui si è allontanato dopo un primo approccio che c'era stato. Il Favaretto purtroppo è deceduto, il ragazzo è sconvolto di questa situazione, mai avrebbe pensato a un tanto. Lo ha riferito al magistrato, adesso valuterà, verificheranno le sue dichiarazioni, capiranno se quello che ha detto corrisponde a tutte le altre indagini. Ora, più di questo, sì, lui è veramente mortificato, dice mai mi sarei aspettato una cosa del genere, nessun accoltellamento, diciamo che la vive con un'ingiustizia la cosa, più che altro perché chi ha accoltellato deve star dentro, ma lui che non ha fatto niente dice quantomeno, insomma, una situazione, finché le indagini sono in corso, quantomeno che ci sia una riduzione delle misure, quantomeno, non so, un arresto domiciliare piuttosto che un obbligo di firma, insomma. Ecco, come ha raccontato quella sera quell'aggressione? Qual è stata la sua versione di fatto? No, la sua versione è proprio, cioè lui nega, cioè, l'accoltellamento, ma proprio anche lui quando se n'è andato via, ma risulta dai video, il ragazzo Favaretto era in piedi, parlava con le ragazze e poi non sa, perché poi lui è fuggito, la situazione era effettivamente lui doveva, anzi lo hanno trovato che era a Cremona, che stava facendo dei lavori con delle impalcature, quindi lo ha proprio riferito. Io dovevo essere pulito, perciò non ero interessato. Non ero interessato. Dei controlli dell'urina, quindi... Parleremo ancora, tra l'altro sono giovani in gran parte minorenni e di famiglie di seconda generazione, di famiglie straniere, sono nati in Italia, si ritrovano in bande che poi si fronteggiano, in questo caso bande che però hanno, una delle due bande deve aver lasciato solo poi la vittima perché è stato circondato da 10 avversari, quindi è stato anche un linciaggio vero e proprio. E nella serata del 21 dicembre a Mestre i carabinieri di Favaro hanno denunciato all'autorità giudiziaria 7 giovani di origine straniera, di età comprese tra i 18 e i 24 anni, presunti responsabili di rissa e porto abusivo d'armi. Numerosi cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di alcuni soggetti armati di mazze che si stavano sfidando tra le vie del centro mestrino, dando vita ad una rissa che minacciava l'incolumità di inermi passanti. L'intervento dei militari ha permesso di bloccare e disarmare i protagonisti di questa rissa, scongiurando ulteriori conseguenze. L'operazione ha permesso di recuperare 2 mazze da baseball che vedete in questa immagine, un coltello a farfalla, 2 bombolette spray al peperoncino, tutto materiale sottoposto a sequestro. Fondamentale la collaborazione dei cittadini e le segnalazioni alle forze dell'ordine. E sono costate care a Bassano del Grappa le violazioni commesse da alcuni ciclisti alla guida di bici a pedalata assistita.
Se fosse una disciplina sportiva si parlerebbe di doping tecnologico. Usare le biciclette da gara con marchingegni tecnologici in grado di aumentare la velocità è vietato dai regolamenti e prima ancora dall'etica. Avere un aiuto è invece consentito a chi la due ruote la usa per svago o come mezzo di locomozione in ambiti urbani. È la cosiddetta pedalata assistita, con un piccolo motore elettrico che può rendere meno faticosa la pedalata e aiutare a superare pendenze anche lievi. Ma quando l'assistenza sostituisce del tutto lo sforzo delle gambe, entra in gioco il codice della strada. È per questo che 3 persone sono state multate con sanzioni tra i 4 e i 5.000 euro dalla polizia locale di Cassola e Mussolente. Della loro pedalata non c'era traccia, come hanno documentato gli stessi agenti incrociando i veicoli lungo via Vittoria e via Portile. Gli spostamenti avvenivano esclusivamente grazie al motore elettrico e a velocità superiori al limite di legge fissato a 25 km all'ora. Tutti e 3 sono stati multati per guida senza patente o patentino, documenti previsti per la guida dei ciclomotori. In un caso è stata contestata l'assenza del casco protettivo, in un altro il trasporto irregolare di un passeggero. Le 3 bici sono state messe sotto sequestro amministrativo, ma quel che pesa sono proprio le maximulte, superiori anche di 5-10 volte il prezzo d'acquisto di questo tipo di biciclette. C'è stato un tragico incidente ieri sera intorno alle 23:40 a Spresiano lungo la Pontebana. Un 44enne di origine albanese di Nervesa ha perso la vita dopo un violento schianto contro un'auto guidata da un 55enne di Carbonera. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le 2 auto, una Golf e una Fiat Punto, guidate rispettivamente dal 55enne e l'altra dal 44enne, abbiano impattato in uno scontro frontale. Ancora in corso gli accertamenti del nucleo operativo dei carabinieri della stazione di Spresiano. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i sanitari del SUEM 118 che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne morto sul colpo per i traumi subiti. Ferito il 55enne trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso. A Riese Pio X, un'auto contro un albero, sono rimasti feriti 2 giovani, è successo dopo la mezzanotte di martedì. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Kennedy nella frazione di Vallà a Riese Pio X per un'auto finita fuori strada lateralmente contro un albero. Le 2 persone a bordo sono rimaste ferite. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba con la rimozione dell'auto da parte del carro attrezzi, e c'è stato anche un incidente a Marino di Piave. Mezz'ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ungheresca nei pressi della chiesa di Ramera per l'incendio di un'auto. I pompieri arrivati da Conegliano hanno spento con la schiuma l'Alfa Romeo Giulietta completamente avvolta dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra che è intervenuta. Torniamo a Marghera perché c'è stato un inseguimento che ha provocato il ferimento di alcuni agenti di polizia che stavano inseguendo un'auto. È successo nella notte, l'auto degli agenti di polizia si è schiantata contro un mezzo della Veritas. Inseguimento nella notte tra domenica e lunedì lungo via Trieste a Marghera. Ad avere la peggio un'auto della polizia stradale con 2 agenti a bordo. L'auto della stradale proveniva da via Trieste quando ha terminato la sua corsa qui all'ingresso di via del Bosco, finendo contro un mezzo di Veritas. Nell'impatto i 2 agenti sono rimasti feriti e portati poco dopo all'ospedale con l'autoambulanza. Per loro una prognosi di 7 giorni. Illeso invece il conducente del mezzo Veritas. Era circa l'1 quando in piazzale Parmesan, dove era in corso un posto di controllo, gli agenti della Polstrada hanno intimato l'alta a un'automobile che invece di fermarsi ha accelerato, finendo anche su un marciapiede e perdendo dei pezzi dalla vettura, dando inizio all'inseguimento che si è protratto per alcune centinaia di metri lungo la via che collega Marghera a Chirignago. Improvvisamente però l'auto della polizia si è schiantata contro il camion della nettezza urbana, mettendo fine alla corsa degli agenti, mentre il fuggitivo ha potuto proseguire il suo percorso. Gli investigatori però sono sulle sue tracce e potrebbe avere le ore contate. Sulla vicenda si è espresso il segretario provinciale del sindacato di polizia Antonio Serraino.
Questo ci fa capire l'elevata pericolosità che si trovano ad affrontare tutti i giorni gli uomini e le donne che portano una divisa per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Da parte nostra, come FSP Polizia di Stato, va l'augurio di pronta guarigione ai due colleghi e speriamo che le indagini in corso portino a un'identificazione rapida del colpevole di tutto questo scempio. È stata bloccata a Padova una banda di giovanissimi che aggrediva e rapinava altri minorenni. I fatti sono accaduti a Legnaro. In un caso è spuntato, come succede troppo spesso, anche un coltello. Sono accusati di rapina e lesioni personali in concorso i 4 giovani denunciati dai carabinieri della stazione di Legnaro, nel Padovano. Una banda vera e propria che da tempo aveva preso di mira giovanissimi, quasi coetanei, perché dei 4 denunciati il più giovane ha appena compiuto 18 anni e il più grande ne ha 23. Le indagini sono partite dopo che in caserma si erano presentati alcuni minorenni che avevano raccontato di essere stati vittima di rapine accadute nei primi giorni del mese di novembre. Colpi fotocopia che avevano fatto subito pensare all'esistenza di una banda che non esitava a minacciare e usare la violenza. In un caso è stato usato un coltello per intimidire e derubare le vittime di denaro, cellulari e altri oggetti. Fondamentale per i carabinieri l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza del territorio. Grazie a queste sono stati individuati i 4 giovani denunciati che vivono nel Piovese e in provincia di Venezia e sono stati riconosciuti dalle vittime. Durante le perquisizioni i militari hanno anche rinvenuto gli abiti indossati durante le rapine. Servizio di Francesco Rattai, oggi in regia Renato Cappoi e Alberto Pivetta. Vediamo cosa hanno detto ieri sera alcuni dei nostri ospiti sulla violenza giovanile. A Focus c'era tra gli altri anche Roberto Marcato. Sentiamo. Della violenza a cui noi non siamo abituati e non vogliamo assolutamente abituarci. Io credo che il sistema debba fare quadrato e debba essere respingente rispetto a queste dinamiche. Anche il tema delle baby gang va affrontato a muso duro. Io capisco tutto, capisco tutte le attenuanti, le difficoltà, situazioni difficili, famiglie difficili, capisco tutto, però un paese organizzato, un paese civile deve contrapporsi in maniera netta. E poi, per quanto mi riguarda, quando un minore commette un atto come questo perde qualsiasi attenuante legata all'età. Nel momento in cui tu uccidi un altro essere umano con questa violenza inaudita, che tu abbia 16 anni o 30 anni, cambia niente. Tu sei un killer, un assassino che non può avere nessuna giustificazione. Troppo spesso ho sentito parlare anche di interventi che devono essere fatti di tipo culturale, di mediazione. Sì, ecco, questi ragazzi però, questo branco è arrivato ad uccidere ed evidentemente alle spalle avevano situazioni particolari. Non mi sembra che il sistema sia stato in grado di gestire queste situazioni difficili. E allora io capisco che la repressione può sembrare limitativa, ma di fronte a casi come questi lo Stato deve dare un segnale forte, cioè bisogna che arrivi a chiunque il messaggio chiaro e netto che se tu intendi far parte di una baby gang, questa baby gang noi la distruggiamo. Deve essere questo il messaggio. Non può essere che uno può, altrimenti arriviamo come nel Bronx degli anni 70 e 80, dove ammazzare era no, cioè questo non è tollerabile. Su questo dobbiamo essere intransigenti. Secondo me abbiamo fatto troppo poco fino ad oggi contro le baby gang. Sera a Focus, poi sentiremo anche Mirella Tuzzatto, che era ospite e che ha strigliato un po' la politica, auspicando interventi più decisi. Vediamo, sempre a proposito di violenza, un altro fatto: un ragazzo aggredito in un locale di Est perché aveva difeso una donna in una discoteca.
Preso a pugni per aver preso le difese di una ragazza che era stata importunata durante una lite in discoteca, la vittima dell'aggressione è un 21enne di Este. L'episodio di violenza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella discoteca Radio Londra della cittadina della Bassa Padovana. Il giovane aveva notato una ragazza che veniva insultata da un esagitato durante un'accesa lite nei bagni del locale ed era intervenuto per mettere fine alla discussione, allertando anche la vigilanza della discoteca. Il buttafuori aveva così allontanato il violento e la storia sembrava essere conclusa. La ragazza infatti era tornata a casa provata ma fortunatamente illesa. Ma il 21enne poco dopo, mentre era ancora all'interno della discoteca, è stato raggiunto e avvicinato da due ragazzi nordafricani che lo hanno colpito con dei pugni in faccia, tanto da procurargli ferite al labbro curate in pronto soccorso, il tutto per vendetta. Il pestaggio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Este che hanno raccolto le testimonianze di tanti presenti che hanno assistito alla violenza. I due aggressori, descritti come due giovani nordafricani piuttosto corpulenti, invece si sono dileguati rapidamente. In queste ore il 21enne, dopo gli accertamenti in ospedale, ha presentato la denuncia in caserma. Servizio Valentina Visentini, sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus sulla violenza giovanile Mirella Tuzzato. Terribili, una volta c'era l'eroina, questa mattina ho avuto anche una mamma che lavora con San Patrignano e giustamente Elisabetta questa mattina, visto che lei ha provato con suo figlio cosa vuol dire essere mamma, anzi un grande saluto e un grande abbraccio a mamma Monica prima di tutto, che se lo merita. E non c'è niente da fare, queste droghe che hanno invaso il territorio nessuno ne parla. Tanti tavoli, tante discussioni, ma nessuno dice quanta droga gira con pochissimi soldi. La cocaina al 90% sono tutti cocainomani. Poi prendono queste droghe che gli fa proprio schizzare il cervello, non sanno più la realtà che vivono. Perciò io penso che qualcuno dovrebbe trarre delle conclusioni. Nel senso che si possono fermare questi ragazzi, si può fare prevenzione, ma nessuno li va a prendere. Basta andare fuori dalle scuole. Io porto sempre quell'esempio, all'1:30 sotto la loggia dei Cavalieri, 3 ragazzine appena uscite da scuola strafatte, 15-16 anni. L'unica che si è fermata come al solito io, le ho detto cosa state facendo? Violentissime. E soprattutto molto arrabbiate, vedevi che non erano, ho chiamato chi di dovere, ma c'è un'indifferenza e qua mi rivolgo, mi fa piacere anche essere qui questa sera, direttore, la ringrazio, perché non si può più tacere, non si può più far finta di non vedere chi deve vedere. E chi è che deve vedere? Non deve vedere solo la famiglia, perché se la famiglia non c'è, sono dei genitori deboli che non riescono a prendere il sopravvento sui figli, qualcuno dovrà pure intervenire o li perdiamo tutti, già ne abbiamo pochi. Qui non si tratta di bianco, giallo, nero, arancione, qui si tratta di ragazzi che fanno gruppo, che ne fanno di tutti i colori e non vengono fermati. Perché? Perché non hanno il potere di fermarli, le forze dell'ordine non ce l'hanno. Chi è che deve fermare questi ragazzi? Noi? Per prendersi una coltellata? Perché sono fuori di testa, girano tutti coi coltelli. Questo è un dato di fatto. Chi va a vedere chi ha il coltello? Andiamo a vedere quanti hanno il coltello. Sono tutti direttori coi coltelli in tasca. Perciò vi dico io che bisogna avere attenzione, perché bevuti il cervello e col coltello in tasca, cioè non so cosa aspettiamo. Chi è che deve intervenire? La politica con delle leggi severe, perché le leggi che abbiamo non servono a niente. Non servono a niente, ha detto tra l'altro Mirella Tuzzato ieri sera a Focus. Violenza ma anche atti di vandalismo. È stato chiesto il rinvio a giudizio per 3 attivisti dell'ex centro sociale occupato Gramigna, accusati di aver imbrattato una statua di Aldo Moro. Andranno a processo per concorso in vilipendio della Repubblica e imbrattamento di beni culturali di proprietà pubblica 3 attivisti del collettivo proletario comunista Levante ex Gramigna che nella notte del 26 gennaio scorso avevano imbrattato con la vernice rossa la statua di Aldo Moro vicino al centro culturale San Gaetano di Padova. Chiusa l'inchiesta, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta di 2 attivisti di 30 e 38 anni e di una ragazza di 24 anni, tutti e 3 residenti in città. Il volto della statua di Aldo Moro era
stato ricoperto di vernice rossa, così come la targa con i nomi degli uomini della scorta uccisi nella strage di Via Fani dalle Brigate Rosse nel 1978. L'imbrattamento era stato scoperto dalla Digos durante i controlli in città in occasione del 27 gennaio, giornata della memoria delle vittime della Shoah. Nella stessa notte sui muri del centro culturale San Gaetano erano comparse scritte pro-Palestina. I 3 responsabili dell'imbrattamento sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza del centro culturale. Eccezionali misure di sicurezza a Roma per il giubileo, cecchini sul tetto, centinaia di uomini schierati uomini delle forze dell'ordine nella cosiddetta zona rossa, e dopo la strage di Magdeburgo allarme anche in Veneto, allarme antiterrorismo, non ci sono segnali di possibili attentati, ha detto il ministro degli interni Piantedosi, ma è sempre meglio alzare molto la guardia. E a Bassano del Grappa, dove c'è un mercatino natalizio molto, molto frequentato, molto affollato, vediamo quali interventi sono stati adottati. Sentiamo Vanessa Banzato da Bassano. Misure antiterrorismo prese anche a Bassano del Grappa in occasione del Natale. Ieri si è tenuto un vertice in prefettura a Vicenza alla presenza tra gli altri delle forze dell'ordine, degli esponenti del comune per appunto fare la mappa della città e per capire dove posizionare questi blocchi di cemento. E allora, come vedete, sono stati posti in via Jacopo da Ponte, saranno posti in piazza Garibaldi, in accesso a piazza Libertà, in accesso a piazza Terraglio, verranno lasciate libere, ci hanno fatto sapere, via Vittorelli e via Marinali, perché saranno in entrata e uscita alla città da parte dei mezzi di soccorso. Verrà ampliato anche l'orario della ZTL, ma ci spiega tutto nel dettaglio l'assessore alla sicurezza di Bassano, Alessandro Campagnolo. Abbiamo stabilito di piazzare i cosiddetti funghi in cemento armato in alcuni punti strategici per impedire appunto accesso incondizionato o sconsiderato di vetture che possono magari avere in qualche modo uno stimolo emulativo. Questo intendo. Naturalmente ci sarà qualche piccolo disagio nel traffico, e abbiamo ben pensato di ovviare a questo anche con un'ordinanza che prolunga la ZTL dalle 9 mattina alle 23:30 di sera. Quindi tutto in termini di prevenzione. Naturalmente i funghi non sono sufficienti, i panettoni non sono sufficienti. Adesso si tratterà anche di programmare di pensare il servizio maggiormente in presenza delle varie forze, e si valuterà con ulteriori incontri di programmare varie forze di polizia presenti soprattutto negli orari strategici di maggior afflusso, che permetteranno appunto a questo servizio di prevenzione di essere più ottimale possibile. Misure di sicurezza aumentate anche a Vicenza. Vediamo. Allarme terrorismo. L'attentato di Magdeburgo in Germania, dove un furgone ha falciato le famiglie che giravano per il mercatino di Natale, ha risvegliato la paura in tutta Europa. A Vicenza oggi in prefettura si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. All'ordine del giorno le misure antiterrorismo. A seguito dei fatti di Magdeburgo, dell'attentato avvenuto in Germania, il Ministero dell'Interno ha chiesto alle prefetture di coordinare le attività di sicurezza e di controllo durante le festività di Natale, in particolare dove ci sarà assembramento, i mercatini di Natale, la notte di Capodanno, il concerto che sarà in Viale Roma. Quindi con la polizia locale daremo il nostro contributo, il nostro aiuto alle forze dell'ordine perché i luoghi di assembramento, le tante persone che stanno venendo in città, che stanno partecipando alle attività in centro storico, possano farlo in totale sicurezza grazie a presidi sia della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale, che a presidi passivi, per cui a misure come New Jersey e Transenne che possano essere di protezione. Centro storico blindato per le feste, aumentano i pattugliamenti delle forze dell'ordine, cresce il livello dei controlli, in particolare nelle zone dei mercatini e in occasione degli eventi che richiamano le folle. Centro storico sorvegliato speciale. In effetti, in New Jersey, ai varchi del cuore della città,
non bastano, devono permettere il passaggio degli autobus, delle ambulanze in caso di malori, dei vigili del fuoco in caso di incendio e ovviamente delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Per questo proprio i varchi saranno presidiati in modo da verificare chi entra in centro, nel segno della massima prevenzione. Le forze dell'ordine stanno aumentando i controlli, noi come comune, come polizia locale diamo chiaramente una mano e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche in vista del grande mercato dell'Epifania che a Vicenza coinvolgerà da Campomarzo fino a Piazza dei Signori, e quindi saranno giorni di grande attenzione, ma l'invito a tutti è di viverlo in serenità, venendo e visitando la città e venendo e visitando i luoghi più importanti, perché Vicenza è una città sicura. La soluzione di Matteo Salvini, che era stato accusato di sequestro di persona in relazione al mancato sbarco dei migranti dell'Open Arms, vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto. Qui si parla dell'equipaggio della ONG di Luca Casarini, la nave che salva i migranti, e sfida Salvini chi c'è a bordo, tutto un servizio su questo equipaggio. E poi il volo Londra-Sharm el-Sheikh atterra per un'emergenza, malori tra passeggeri ed equipaggio. Vediamo i particolari in questo servizio della nostra redazione di Venezia. Era atteso a Sharm el-Sheikh nel pomeriggio, ma un volo della British Airways partito da Londra stamane ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza sulla pista dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. L'aereo ha invertito la rotta mentre sorvolava l'Adriatico, fa sapere Save, all'altezza di Zara, poco dopo Ancona. Alcune persone infatti lamentavano difficoltà respiratorie, per questo il personale di bordo ha ritenuto più sicuro una verifica immediata a terra. L'aereo ha raggiunto lo scalo veneziano verso le 12:30, ad attendere i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che con il personale di terra hanno subito isolato il mezzo e i passeggeri, oltre le 4 persone che chiedevano aiuto, la passeggera e le 3 assistenti di volo che lamentavano vertigini e parestesie. Dopo circa un'ora gli addetti stavano ancora compiendo gli accertamenti del caso a bordo. L'aeroporto è sempre rimasto operativo, anche se inevitabilmente si sono verificati alcuni ritardi e un volo EasyJet da Londra è stato dirottato all'aeroporto di Treviso. I soccorritori alle 15 erano ancora sul posto, ma avevano già escluso quadri clinici gravi. Anche i vigili del fuoco, che hanno creato una cortina di sicurezza intorno all'aereo, al momento hanno escluso la presenza di contaminanti ambientali. Le 4 persone coinvolte, inglesi tra i 30 e i 40 anni, hanno rifiutato il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Servizio di Ilaria Marchiori, torniamo alla violenza, alle aggressioni, alle risse, ai furti. È un momento particolarmente difficile, quello delle feste, perché la malavita si scatena. Andiamo in diretta al comando dei Carabinieri di Treviso, c'è Francesca Bozza. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, buona vigilia da parte mia e del comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Stefano Mazzanti. Buongiorno e grazie per essere qui, grazie per averci ospitati. Grazie a voi per essere qui. Siamo nel cuore del comando, siamo nella centrale operativa, qui lo possono mostrare le immagini di Tommaso Migot, ci sono gli occhi dei carabinieri, dei militari puntati sulle zone principali della città per questi servizi che proprio sotto le festività, perché voi non vi fermate mai comandante, saranno intensificati sia dal punto di vista dell'ordine pubblico, anche alla luce di quanto accaduto in Germania, l'attentato ai mercatini di Natale, sia sul fronte della sicurezza stradale. Sì, allora per quanto riguarda le feste, comunque per noi è sempre un momento abbastanza sensibile per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, soprattutto alla luce di quello che è accaduto anche nel panorama internazionale, quindi saremo presenti sul territorio con un dispositivo rafforzato, con il coordinamento tra l'altro con le altre forze di polizia fatto attraverso la prefettura, e avremo la presenza di circa 90-100 pattuglie sul territorio che perlustreranno sia i luoghi dove c'è una maggiore raccolta di persone e sia la viabilità ordinaria, che per noi è un punto sempre estremamente sensibile.
Diciamo che un po' gli occhi sono puntati sulla città di Treviso alla luce degli ultimi episodi che hanno visto purtroppo proprio ieri il decesso del 22enne dopo gli episodi di via Castelmenardo, quindi c'è un'attenzione ancora più elevata da questo punto di vista. Sì, devo dire che come avete giustamente notato voi, grazie alle telecamere, quindi agli occhi elettronici, abbiamo un occhio puntato sulla città, e questo alla luce di quello che è accaduto, per cogliere ogni segnale che possa dare qualche segno di intemperanza e che possa poi essere veicolo per comportamenti penalmente rilevanti. Un primo bilancio di questi controlli straordinari proprio ad opera dei carabinieri a Mogliano Veneto alle 21:35 ieri in via Ronzinella. I militari del nucleo operativo radiomobile hanno fermato un veicolo sospetto dopo una perquisizione nei confronti di un 20enne. Il ragazzo è stato deferito per possesso di 73 grammi di hashish. Un altro ragazzo 19enne invece è stato segnalato per il possesso di un coltello del tipo Nacio. Qualche ora più tardi ci spostiamo a Villorba. I carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo, 58 anni, trovato in possesso invece di 20 grammi di cocaina. C'è poi il fronte sicurezza stradale, comandante. Purtroppo dobbiamo dar conto dell'ennesima vittima sulle strade della Marca. Ieri sera intorno alle 23 lungo la Pontebana, ai confini tra i comuni di Spresiano e Nervesa della Battaglia, uno scontro tra una Golf condotta da una 55enne di Carbonera e una Fiat Punto con a bordo un 44enne di origine albanese residente a Nervesa, Edward Sciacca. Uno scontro frontale costato la vita al 44enne imprenditore con un'azienda di serramenti e coperture proprio a Nervesa della Battaglia. Un impatto violentissimo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ipotesi, insomma da una prima ricostruzione, cosa potrebbe essere accaduto, comandante? Allora, premetto che sono ancora al vaglio chiaramente i comportamenti che hanno poi portato a questo evento tragico. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autovettura condotta dal 53enne abbia invaso la corsia apposta e che quindi abbia poi causato lo scontro frontale da cui il 44enne albanese è uscito in fin di vita, insomma. Ecco, chiaramente ancora tutte le cause sono al vaglio, lavoro dei carabinieri e sul fronte sicurezza stradale intensificati i controlli anche alla luce del nuovo codice della strada in vigore ormai da 2 settimane. Sì, chiaramente come abbiamo avuto modo di sottolineare anche prima, gli abusi, che siano di alcol o di sostanze stupefacenti, sono comunque quelli che poi hanno un risvolto penalmente rilevante, quindi i nostri controlli si intensificano anche su questo tipo di comportamento. Richiamo tutti comunque gli utenti della strada, colgo l'occasione per tenere comunque comportamenti in linea con quello che è il codice, perché poi un comportamento prudente sembra una banalità, ma ci salva la vita in alcune occasioni. Assolutamente sì, io ringrazio il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso, lo ringrazio soprattutto per averci ospitato qui nel cuore, lo ripeto, del comando, e da parte nostra un augurio di buone feste agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine che saranno impegnati per garantirci un Natale in sicurezza. Buone feste, comandante. Grazie anche a voi e grazie per quello che fate per dare visibilità anche al nostro lavoro, è molto importante. Grazie ancora. Dal comando dei carabinieri di Treviso è tutto, la linea può tornare al direttore. Grazie molte a Francesca Bozza, a Tommaso Migot per la parte tecnica e ovviamente al comandante Mazzanti, comandante dei carabinieri di Treviso. La vicenda di un giovane musicista che è stato molestato alla stazione a Treviso da un uomo, voleva avere un rapporto con me. Sentiamo i particolari. Ogni volta che magari si ritorna nel posto si ha sempre paura o di rincontrare la stessa persona o di incontrare un'altra persona che fa la stessa cosa o forse peggio. Ci si sente poco sicuri. È ancora sotto shock Cleo De Fato dopo quanto gli è successo nella serata di domenica nei pressi della stazione delle Corriere di Treviso. Lui, cantante, ha appena terminato di esibirsi ad un concerto a Santa Caterina. Deve prendere l'autobus per rientrare a casa. Sono circa le 20 quando gli si avvicina un gruppetto di uomini tra i 25 e i 30 anni. Uno di loro gli chiede una sigaretta e l'accendino. Io faccio il gesto per accenderlo, lui mi prende la mano e inizia tipo a baciarmela
io tiro indietro la mano e rimango un po' pietrificato al momento, cioè mi ha un po' scosso la cosa. Poi alcuni si allontanano, ma sul posto resta un ragazzo che inizia ad avvicinarsi sempre più a Cleo, che tenta invece di allontanarsi spaventato da quel comportamento. È difficile da spiegare. Lui ha usato termini molto più spinti, ma mi fa: ho tanta voglia di fare sesso, dai facciamo sesso assieme. Io ero tipo: no guarda, hai preso la persona sbagliata. Cleo allora decide di allontanarsi dalla stazione delle Corriere, ma viene raggiunto dall'uomo che prima gli chiede se ha delle sue foto osè da mostrargli, poi gli fa un'ulteriore proposta ancora più inquietante. Mi fa: dai che salgo con te in autobus, vengo a casa tua e facciamo sesso. E poi mi fa: dai che viene anche il mio amico e lo facciamo in 3. E io ero proprio, dentro di me ero come una statua di ghiaccio, ero congelato, ero spaventato, esatto. Mi sentivo più intrappolato. Dicevo: non ho via di scampo. Cleo allora inizia a correre e chiede aiuto ad alcuni ragazzi che si mettono alla ricerca del molestatore, che però nel frattempo si è dileguato. Ho deciso di raccontare questo, spiega, per far sentire meno solo le persone che purtroppo sono vittime di comportamenti simili e perché trovino il coraggio di far sentire la loro voce. Adesso sto ragionando sul fare denuncia o meno. È una brutta avventura, pieno di svitati, siamo pieni di svitati in libera circolazione. I carabinieri a Montebelluna hanno arrestato un uomo sorpreso a rubare in un supermercato e il cassiere che lo ha colto sul fatto è stato picchiato. Calci e pugni al dipendente del supermercato che dopo averlo scoperto a rubare lo aveva invitato ad andarsene. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Montebelluna hanno arrestato in flagranza per lesioni personali e rapina un 32enne residente a Crocetta del Montello e domiciliato a Montebelluna, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Intorno alle 19 al Lidl di Via Piave il 32enne è stato sorpreso a rubare merce di poco valore. Quando un 35enne dipendente del punto vendita gli ha detto di andarsene, l'individuo, alterato dall'alcol, ha reagito con calci e pugni. Allontanato, si è ripresentato poco dopo per aggredire nuovamente il dipendente, che ha riportato contusioni e una prognosi di 5 giorni. I carabinieri hanno quindi arrestato il responsabile, rinchiudendolo in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio per direttissima. Servizio Elina Paronetto, torniamo a Vicenza per la TAV, cioè l'alta velocità. Il 2025 sarà l'anno che cambierà il volto alla città. Per alcune famiglie questo è l'ultimo Natale nelle loro abitazioni, che verranno poi demolite per consentire il passaggio di questi treni super veloci. Per chi è in affitto però è un problema, trovare una casa in locazione è sempre più difficile e i prezzi sono altissimi, spesso alle stelle. Siamo andati a raccogliere la storia delle famiglie di via Boccherini nel quartiere di San Lazzaro. Daniele Garbin. Vigilia di Natale a Vicenza, oggi siamo in via Boccherini e parliamo di TAV, siamo in compagnia con gli sfrattati della TAV, parliamo degli inquilini in affitto nelle case che ci sono in condominio alle nostre spalle, e sarà l'ultimo Natale che proprio passeranno qui, perché poi interverrà il cantiere, le case verranno distrutte, i proprietari sono stati indennizzati, ma gli inquilini in questo momento sono semplicemente sfrattati, sono in strada. Un grosso problema è che per almeno gli appartamenti alle nostre spalle riguarda almeno una trentina di famiglie, come il signor Aldo e il signor Ambrogio, e ci racconta un po' la situazione, com'è in questo momento. Noi adesso viviamo un terrore, da un momento all'altro ci troviamo in mezza strada, questo è il nostro pensiero. Lei ha una famiglia di figli? Sì, ho figli e una moglie, siamo in 4 la famiglia. Sì. È un Natale triste? Sì. Purtroppo altri festeggiano e noi il pensiero è sempre il nostro problema. Avete interessato il comune? Sì, siamo andati un po' in giro, in comuni, assistenti sociali, un po' di agenzia, anche intorno, diciamo, non solo a Vicenza, intorno a Padova, altre zone. Lo cercate, ma al momento non si trova niente.
Abbiamo cercato anche di comprare, anche affitto, ma l'affitto purtroppo non c'è. Ecco, stessa situazione anche per Ambrogio. Sì, la stessa situazione che la mia, la mia famiglia e di tutti, insomma. Stiamo cercando, come ha detto Aldo, ma si fa fatica a trovare. Non c'è proprio casa. Non c'è proprio case, non c'è proprio case, gli affitti li trovi ma sono alle stelle gli affitti, quindi siamo nelle mani del Signore, insomma. Lei ha appunto una famiglia? Sì, 2 figli. Che Natale è questo? Natale non uguale agli altri, diciamo. Vi siete mobilitati, insomma avete cercato di... Sì, madonna, sono stato anche l'altro giorno a vedere un appartamento a Gambugliano, ma è lontanissimo da qua, noi abbiamo tutto qua, abbiamo lavoro qua, scuola qua, cioè, è inutile andare fino in fondo là e poi non riuscire a non star bene, insomma. Qualche volta vi sentite poi colpite dall'ingiustizia, dice? Sì, questo sì, perché nessuno ci sono arrivate delle carte che comunque ci hanno detto che dobbiamo andare via, però noi non è che non siamo andati via, non riusciamo a trovare, quindi siamo costretti a restare. Vi siete organizzati e in qualche modo cercate di fare pressione, insomma, no? Come unendo? Sì, tutti insieme, protestando un attimino, perché fino adesso non è mai venuto fuori niente. Tutto il mondo tace, quindi diciamo che adesso si sta muovendo qualcosa. Ecco, a Natale è anche giusto magari sperare un sogno di Natale. Sperare, sì. Comunque nessuno chiede di noi al comune o alla TAV roba a casa popolare, noi vogliamo un affitto, abbiamo il nostro lavoro da pagarci le nostre spese tranquillamente. Perfetto, ecco, direi che appunto il sogno di Natale è legittimo. Sì. Una casa. Noi il nostro pensiero è la casa. Stiamo cercando la casa, ma per noi siamo tutti chiusi. Abbiamo cercato per tutto, ma non troviamo niente. Servizio di Daniele Garbine e Simone Squarcina per la parte tecnica. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito. In diretta con Focus TG, vediamo la politica, c'è il dibattito sul futuro di Matteo Salvini dopo l'assoluzione del Tribunale di Palermo. Salvini vorrebbe rientrare come Ministro degli Interni, sembra che Giorgia Meloni gli abbia sbarrato la strada dicendo che Piantedosi ha fatto finora un ottimo lavoro. Intanto sull'immigrazione e su altri temi continua lo scontro tra maggioranza e opposizione. Lo scontro politico su magistrati e immigrazione da una parte, dall'altra il botta e risposta sul futuro di Matteo Salvini nel governo. Il caso Open Arms e il desiderio per nulla celato del leader leghista di tornare ministro dell'Interno animano lo scenario politico in questa fine d'anno. A Roma la premier Giorgia Meloni, che ha confermato senza esitazioni l'attuale inquilino del Viminale, e lo stesso Salvini si sono rivisti dopo il pronunciamento dei giudici di Palermo, con Salvini che poco dopo si è ritrovato proprio allo stesso tavolo del rivale Matteo Piantedosi. Agli interni c'è un amico, c'è una persona che ha la mia amicizia e la mia fiducia come Matteo Piantedosi. Sicuramente occuparsi della sicurezza, del futuro, della tranquillità e della serenità di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire, e se qualcuno in passato poteva dire Salvini non può andare agli interni perché c'è un processo in corso sulla sua condotta da ministro, adesso quest'alibi non c'è più. Quindi adesso è pronto a tornarci? In questo momento sto bene dove sto. E poi parlerò con Giorgia, parlerò con Matteo, ripeto, questo governo è una squadra di amici. In Veneto Lega e centrosinistra restano ferme su 2 visioni opposte del caso Open Arms, il carroccio gongola e il PD incassa e tira dritto. Ci sono ovviamente giudici che sono effettivamente terzi e che guardano alla concretezza e all'oggettività delle prove che in questo caso non erano state raccolte durante il processo. Era un processo che purtroppo ha tenuto sulla graticola il vice premier Salvini, il segretario federale della Lega, per 3 anni. Era un processo che non si doveva assolutamente fare perché, come abbiamo sempre sostenuto, difendere i confini e difendere i nostri cittadini a livello appunto di confini italiani non è assolutamente reale.
reato. Continuo a pensare che quello che ha fatto nel 2019 sia sbagliato e che sia una vergogna trattenere delle persone che meriterebbero soccorso in mezzo al mare. Continuo a pensare che le sue politiche sull'immigrazione generino dolore, sofferenza inutile e insicurezza, in ultima battuta, e quindi continueremo a contrastarle sul piano politico, non sul piano giudiziario, perché è lì che la battaglia va vinta, ma sicuramente senza farci scoraggiare da quella che alla fine è una sentenza sul se sia reato o meno quello che ha fatto. Non lo è, va bene così e andremo avanti. Rachele Scarpa ai nostri microfoni. Andiamo a Bassano del Grappa per il bilancio di fine anno del sindaco Nicola Finco. È un fiume in piena Nicola Finco durante la conferenza stampa di fine anno. Sul Brenta, in questi primi 7 mesi di amministrazione, galleggia già il nuovo commissariato, ma appena sotto il pelo dell'acqua ci sono tanti progetti rimasti troppo a lungo sommersi. Uno su tutti, il Tribunale della Pedemontana. In questo caso Finco non usa giri di parole. Quello che ho chiesto è di darci una risposta quanto prima se il Tribunale sarà riaperto oppure no, in quanto noi non possiamo permetterci di avere ancora per altri 12 anni uno stabile chiuso, che oltretutto va a condizionare anche tutta un'altra serie di plessi esistenti in città, perché nel caso in cui il governo decidesse per la riapertura, vabbè, ci saranno dei tempi tecnici per la riapertura, altrimenti come amministrazione siamo pronti a fare dei ragionamenti per creare una cittadella di servizi. Da uno stabile esistente a cui trovare una destinazione a un altro stabile che non c'è e che manca, il teatro. La novità è che l'amministrazione ha definitivamente scartato l'ipotesi di costruirlo nell'ex Polo Santa Chiara. Restano in piedi le ipotesi le piazze, la riqualificazione dell'Astra e il da Ponte. Quello che punto però è mettere le basi per la realizzazione di questo importante polo culturale, perché così voglio definirlo. Ovviamente il nostro interesse è portare a casa la soluzione più sostenibile possibile, ma poi la partita fondamentale sarà anche quella del mantenimento di un teatro. Altro snodo cruciale per il futuro della città è legato all'ex Piano Mar. Qui, afferma Finco, bisogna ripartire da zero per poi trovare una soluzione veloce e realizzabile a stretto giro con cubature ridotte. Noi interessa la riqualificazione di quell'area, perché comunque è a ridosso della ferrovia, ma soprattutto a noi interessa anche la realizzazione della famosa bretella di collegamento, che poi ci permetterebbe di affrontare in maniera strutturale anche il tema della viabilità cittadina. Il delta del fiume Finco sfocia infine nel maxi progetto dell'ATS, l'ambito territoriale sociale, che coinvolgerà tutti i comuni del Bassanese, i quali delegheranno le funzioni dei servizi sociali. Stiamo facendo un lavoro intenso, però questo ci permetterà di garantire dei servizi sociali di qualità, non più solamente a livello comunale, ma a livello di territorio. Insomma, più che un fiume in piena, un fiume pieno. Non resta che aprire da gennaio la stagione della pesca. E la sicurezza e il sociale svettano anche nel bilancio di fine anno di Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI. Cresce innanzitutto da un punto di vista della popolazione, segno evidente che è una città attrattiva, che è una città dove la qualità della vita è ancora un elemento che fa scegliere i cittadini di venire a vivere, a lavorare, ad investire in questa città. Cresce da un punto di vista sociale, cresce da un punto di vista turistico, sportivo, culturale, cresce anche da un punto di vista della rigenerazione urbana. Treviso città che cresce. Con questo titolo il sindaco Mario Conte ha tracciato insieme agli uomini e alle donne della sua giunta il bilancio di attività 2024. Dall'urbanistica alla cultura, dalla mobilità alla scuola, passando per sicurezza e sociale, le due voci su cui l'amministrazione comunale ha investito molto. E questo nonostante gli aumenti delle voci di spesa legate ai costi per gas ed energia, passati da poco più di 3.300.000 euro del 2021 agli attuali 6.500.000. A fronte di minori entrate derivanti dalle sanzioni al codice della strada, 8.863.000 nel 2022, 7.850.000
250.000 oggi. Per il sociale le risorse in campo sono state pari a 16.615.000 euro, con un incremento dei servizi rivolti alla tutela delle donne vittime di violenza e al ricovero dei minori. Con tantissimi progetti in ambito sociale, soprattutto per l'assistenza alle persone, che ci portano ad investire una risorsa così ingente. Per quanto riguarda la sicurezza sono stati investiti 3,5 milioni di euro, il doppio rispetto all'anno scorso, 200 le telecamere in funzioni, raddoppiate le operazioni dei servizi ad alto impatto, 30% in più invece dei servizi appiedati. Questo significa che anche attraverso la rete di videocamere di sorveglianza riusciamo a tenere alta l'asticella della sicurezza nella nostra città. Attenzione anche al verde pubblico, dal 2018 al 2023 le aree verdi sono aumentate di 148.000 metri quadri. Nel 2024, a fronte di 163 abbattimenti di alberi, ci sono stati 530 nuovi impianti. Sono stati 94 milioni gli investimenti per la riqualificazione di piazze, vie, piste ciclabili, scuole. E a proposito di edifici scolastici, per i plessi chiusi dell'ex primarie Pascoli e Tomaseo si pensa ad una destinazione sempre di carattere scolastico, mentre nel dormitorio di via Pasubio si studia un polo culturale o associativo. Sul fronte opere pubbliche, una decina i progetti già finanziati, altrettanti in cerca di finanziamenti, tutti che guardano alla vocazione universitaria della città, con servizi rivolti agli studenti. Interventi poi sull'illuminazione pubblica, sul recupero del parco di Villa Margherita e della vecchia polveriera di Piazza Borsa e ancora il completamento della nuova stazione ferroviaria, tanto per citarne alcuni. Il 2025 si annuncia un anno importante sotto tanti punti di vista, dal tema casa al centro della politica, con la volontà di dare rapide risposte ad impatto zero per quanto riguarda il consumo di suolo. Verranno messi a disposizione del sociale una quarantina di alloggi ripristinati, in arrivo poi un nuovo piano di edilizia popolare che potrebbe essere preso ad esempio anche da altre realtà. Il 2025 vedrà poi novità sul fronte mobilità e parcheggi, ci sarà un nuovo gestore della sosta con tariffe che resteranno invariate e poi la definizione del Parco Vittoria in un senso o nell'altro, chiarisce l'assessore De Checchi. Infine per il trasporto pubblico locale al via un nuovo sistema di sperimentazione dei servizi a chiamata e nuove tipologie di mezzi o su rotaia o su gomma, ma più piccoli e meno impattanti. A 100 anni dal suo assassinio, Giacomo Matteotti viene ricordato ai giovani anche attraverso i disegni. Andiamo a Belluno. 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti, ricordati in provincia di Belluno attraverso una serie di eventi promossi da partiti e associazioni che si riconoscono negli ideali della sinistra. Matteotti, socialista le cui origini erano polesane, fu assassinato nel giugno 1924. Aveva denunciato ripetutamente brogli elettorali e violenze condotte da aderenti al fascismo per spegnere ogni sorta di protesta. A segnare il suo destino fu però il suo accorato discorso alla Camera il 30 maggio 1924. Pochi giorni dopo un gruppo di squadristi guidati da Amerigo Dumini lo rapì. Il suo corpo fu ritrovato soltanto 2 mesi dopo, il 12 agosto. Così ne traccia il profilo che oggi è nella CGIL, visto che Matteotti, dopo l'eccidio del dicembre 1920 a Ferrara, dove persero la vita 4 fascisti e 2 socialisti, divenne il nuovo segretario della Camera del Lavoro cittadina. Lui è stato il segretario della Camera del Lavoro di Ferrara, si occupava dei braccianti ed è stato il primo a capire che il lavoro che tu fai è anche la vita che tu fai dopo, quindi una conciliazione fra le condizioni di vita che tu hai e quelle di lavoro sono e devono essere assolutamente legate e è indispensabile occuparsi di tutte e due. L'ultimo atto di questo percorso di ricordi è un fumetto stampato in 3.000 copie, soprattutto grazie all'impegno del PD, che verrà distribuito con offerta libera in eventi ancora da organizzare e il cui ricavato servirà a finanziare le iniziative per gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una guerra che chi si era opposto già alla prima, certo, mai avrebbe appoggiato. In politica lui vide prima che cosa sarebbe stato il fascismo e si oppose con tutte le sue forze a questa deriva che c'era, che lui vedeva,
e con quella denuncia dell'elezione essenzialmente non valida firmò la sua condanna a morte, ma è un personaggio che va ricordato proprio per la lungimiranza, per il vedere lontano e perché sia un esempio anche di credere nei propri valori fortemente. Insieme a Matteotti, attraverso una dedica, si è voluto ricordare la figura di Mario De Bon, sindaco di Sospirolo, prematuramente scomparso lo scorso 5 novembre. Servizio di Fabio Fioravanzi, uno scivolone del TG1 delle edizioni delle 13:30 che, come dice il Gazzettino, ha attribuito al Trentino Cortina d'Ampezzo. Ha detto la conduttrice del TG1, le riprese a Cortina tra i monti trentini, tra i più amareggiati ovviamente c'è il presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, certo non ha reso un bel servizio il TG1 alla provincia, al Veneto e in particolare a Cortina d'Ampezzo, dove si è girato un cinepanettone con Christian De Sica e Isabella Ferrari, che è in uscita proprio in questi giorni. Fosse la prima volta sarebbero già stati perdonati, ma purtroppo questo è l'ennesimo scivolone che avviene purtroppo in tantissime occasioni. Le occasioni sì, anche in questo contesto di un film di portata nazionale, e questo fa male, ma anche in altri contesti dove praticamente vengono scambiate le Dolomiti bellunesi a altre realtà. Io l'ho detto anche nella dichiarazione che ho fatto questa mattina alla corrispondente del Gazzettino, che non è che questo dobbiamo farne un caso nazionale, però dobbiamo cominciare a mettere freno, cioè noi non vogliamo neanche essere in competizione con il Trentino Alto Adige, le Dolomiti sono di tutti, però almeno dire come stanno le cose, dire la verità. Cortina è in Veneto, è in provincia di Belluno, questo mi pare il minimo che si debba fare, ed è gravissimo che una televisione di Stato non riesca ad avere queste informazioni e soprattutto a darle. Certo, se non altro poi bisognerebbe almeno fare una rettifica, non so se sia stata fatta, ma è doveroso in questi casi. Senta Sindaco, ne approfitto, Sindaco e Presidente, ne approfitto per chiederle come sta andando la stagione turistica in questo momento. Devo dire che tutto sommato bene, anche se purtroppo di neve se ne è vista poca al momento e quindi per tutti gli impiantisti c'è l'obbligo di spararla, però insomma le giornate sono meravigliose. Devo dire che anche se non sono tutte le vette imbiancate, anche se comunque l'immagine già qui da Belluno è tutto sommato molto bella, perché il cielo è terso e limpido e per almeno una decina di giorni sarà così, quindi per chi andrà sulle piste da sci saranno degli scenari straordinari, quindi penso che questo sarà un Natale e un Capodanno bellissimo per chi frequenterà le nostre Dolomiti bellunesi e potrà vivere delle bellissime esperienze. Gli alberghi sono buon aperti, è chiaro che Cortina in questo momento presenta tantissimi cantieri, ovviamente in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi, però al di là di questo insomma devo dire che in tutto il resto della provincia, quindi sia la parte agordina, sia quella feltrina, sia la parte del Comelico, devo dire che l'inizio di questa stagione è molto promettente. Sindaco, ancora ne approfitto della sua presenza proprio per chiedere i lavori che sono in corso. Chi passa da Tai di Cadore diretto a Cortina vede le entrate e le uscite di 2 nuove gallerie. Questo significa che la perla delle Dolomiti, Belluno, insomma tutto il bellunese, saranno più raggiungibili. Ma insomma l'obiettivo è quello di chiudere questi 3 grandi cantieri entro la fine del 2025. Si tratta di 3 opere che sono 2 tunnel fondamentalmente, che sono quello su Tai di Cadore e Valle di Cadore, poi c'è la cosiddetta variante di San Vito, che è l'opera più lunga dal punto di vista della distribuzione del chilometraggio, sono circa 2,2 km e l'obiettivo, ripeto, è chiuderla. Io ho sempre un po' di dente avvelenato, nel senso che queste erano opere che devono essere pronte per i mondiali di sci alpino Cortina 2000 e oggi ci troviamo
a rincorrere una scadenza che è proprio imminente all'inizio delle Olimpiadi, proprio qualche settimana prima, quindi purtroppo questo è sicuramente negativo. Devo dire che i cantieri da quando sono partiti invece sono andati via molto spediti, c'è anche aziende e imprese di grande professionalità e quindi io sono convinto, anche alla luce delle interlocuzioni che ho avuto con ANAS in queste settimane, che insomma l'obiettivo fine 25 venga raggiunto. Nel frattempo stiamo lavorando sulla variante di Longarone, che è l'altra opera tantissimo attesa. Il 15 di gennaio organizzeremo un incontro pubblico proprio a Longarone, dove presenteremo il progetto definitivo, che varia quello originale, perché tutti voi sapete che avevo un po' accolto le osservazioni da parte dei nostri cittadini, che soprattutto nell'area che va dalla confluenza sul Maè con la fiera di Longarone era previsto un viadotto alto 10 metri, quindi siamo riusciti a modificare questa parte di circa 700 metri abbassando il viadotto e innalzando il ponte Campelli, è quello che, diciamo così, va verso la diga del Vajont, e quindi noi siamo anche lì a buon punto e mi auguro che il 2025 possa segnare l'inizio anche di quel cantiere. Grazie Presidente, speriamo poi di rifarci con Cliffhanger, che Cliffhanger 2 è un grande film che dovrebbe, speriamo venga girato sulle Dolomiti. Faremo come Film Commission del Veneto, faremo attenzione che si precisi che si è girato in Veneto e non in altre parti d'Italia. Grazie Sindaco. Vi saluto e vi faccio tanti auguri di buon Natale. Buon anno a tutti voi, grazie ancora. Grazie Presidente, grazie anche a lei, moltissimi auguri da parte di tutti noi. Andiamo in pubblicità, torniamo subito con Renato Capoi e Alberto Pivetta in regia. In bicicletta pedalando lungo gli argini fino alla Basilica del Santo a Padova, ecco le immagini dei 137 Babbi Natale che sono partiti da Campodarsico nella loro corsa di solidarietà giunta alla 4ª edizione. Tutti rigorosamente con l'abito di ordinanza, casacche e pantaloni rossi da Babbo Natale. Sono 137 ciclisti che si sono dati appuntamento al Centro Servizi Anziani Mantegna di Campodarsego per la gravellata di solidarietà giunta quest'anno alla 4ª edizione, organizzata dal Mountain Bike Gravel di Campodarsego e dalla squadra ciclistica Vigonza Barbariga. Scoperta lenta del territorio, toccando il parco di Tergolandi attraverso gli argini dei fiumi e le numerose ciclabili, quella dei Babbi Natale in corsa per raccogliere fondi per la città della speranza. Da Campodarsego l'arrivo nel centro storico di Padova tra saluti, festa e tanto entusiasmo. La conclusione, come tradizione ormai, sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio, con l'appuntamento al prossimo anno. Inizi con Babbo Natale, 4ª edizione alla grande. Direi che è andata. Ha appeso un cartello alla sua edicola in cui annuncia la fine della sua attività e così chiude l'edicola di Tony Massolin, il re degli edicolanti di Treviso, un punto di riferimento in centro storico per tutta la città. Siamo andati a salutarlo. Buongiorno signori. Buongiorno. Ultimo giorno di Tony in edicola in Piazza Duomo. Tony, sì. Stato d'animo? Bah, così. Fine di un lungo percorso. Faremo qualcos'altro dopo, dai, dottore. Ma non c'era niente da fare? No, non ho mai voluto. Il gestore ha deciso così. Quindi chiusura totale. Sì. Così. E i tuoi clienti sono venuti a salutarti? Bisogna salutare Tony per forza. Bisogna. Anche perché se mi vede risorge. Sì. Come facciamo senza Tony qui in centro Treviso? Inventeremo un altro. Direttore,
abbiamo fatto una proposta di comprargli un furgoncino e metterlo qua come ambulante. Non è male come idea. E lui cosa ha detto? E ha detto che ci penserà. Ci pensa perché la nostalgia è grande. Come assistente. Speriamo in bene. Devo anche al battistero dopo invece. Ciao Tony, buon lavoro. Grazie. Ciao. Viva gli edicolanti che fanno un lavoro difficile, che devono anche affrontare la crisi della stampa, dell'editoria. Chiudiamo con gli auguri del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zai. Questo 2024 si sta concludendo e ci stiamo avvicinando a Natale, per cui per me è l'occasione di fare a tutti voi gli migliori auguri di buon Natale, che sia un Natale in serenità, che sia un Natale di tranquillità e che sia soprattutto un Natale da trascorrere con le persone care, con le persone che si amano, in famiglia o dove ognuno di noi deciderà di trascorrerlo. Un augurio particolare di buon Natale lo voglio fare, lasciatemelo dire, a tutti coloro che non godono di perfetta salute, perché questo momento di difficoltà, di fragilità si possa risolvere, per cui veramente un augurio sincero e di cuore di buon Natale. E poi questo 2025 che sta ormai alle porte, che sta arrivando, io spero che spazzi via tutto quello che di brutto abbiamo vissuto, che abbiamo visto, a iniziare dalle guerre. Ci sono 60 focolai di guerra nel mondo e penso e spero veramente che, come dico sempre io, dopo la pioggia arriva il sereno e che questo sia veramente l'anno del sereno, l'anno che ci permetta di parlare di pace, di fine di questi conflitti, soprattutto in contesti nei quali donne, bambini e persone perdono in generale la vita a causa di persone che non hanno assolutamente coscienza di cosa voglia dire pace. Hemingway diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Ecco, io direi che su questo pensiero dobbiamo soffermarci e nell'attesa che questo accada veramente buon Natale e buon anno a tutti. Gli auguri del Presidente del Veneto Luca Zaia a tutti i veneti, ovviamente anche da parte nostra tantissimi auguri per un sereno, felice Natale. Poi vi faremo il 27 quelli per l'anno nuovo, per ora quelli di Natale davvero da parte di tutti noi di Media Nord-Est, con un grazie per averci seguito anche quest'anno con grande attenzione. Davvero, grazie veramente. È tutto, Renato Cappoia e Alberto Pivetta in regia, ci vediamo stasera no, non ci vediamo, non ci vediamo stasera a Focus, ci vediamo la prossima settimana, questa settimana è il 27 vi dicevo, per cui Focus riprende il 27 e poi ovviamente ci sono i nostri telegiornali, le edizioni festive dei nostri notiziari. Grazie, arrivederci, buon Natale.